Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti. Sono Claudio Ambrosini e volevo innanzitutto fare un ringraziamento all'Ateneo per aver ospitato questa serata e dirvi che questa serata fa parte di un ciclo di 4 momenti, di 4 giorni, che abbiamo voluto dedicare con l'Ex Novo Musica, il Festival dell'Ex Novo Ensemble, alla scoperta, all'invenzione della dodecafonia. Voi sapete che dodecafonia è una parola che ancora oggi in qualche maniera può incuriosire, ma soprattutto tende a intimorire. È una parola che non dico non tutti, ma veramente pochi, ma perfino in conservatorio con gli studenti di musica hanno un'idea chiara di che cosa sia. È un'invenzione, è una nuova tecnica, una nuova modalità di composizione che è stata messa a punto da Arnold Schoenberg agli inizi del Novecento e naturalmente noi l'abbiamo voluta trattare perché quest'anno ricorrono i 150 anni della nascita di Schoenberg. Ora, la dodecafonia, di cui ci parlerà oggi Letizia Michelon, è stata una soluzione che ha permesso di uscire dall'impasse cui si era arrivati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando i compositori avevano maturato l'idea che il sistema tonale si fosse così allargato attraverso la musica di Wagner, che voi conoscete, che introduce tantissime note che non fanno parte del sistema tonale, i cosiddetti cromatismi delle note alterate, che rendono l'idea di tonalità estremamente labile. Quindi si stava in qualche maniera sfaldando il sistema che aveva funzionato per dei secoli. Schoenberg, attraverso una ricerca e anche, devo sottolineare, uno sforzo e anche un sacrificio, perché avrebbe potuto essere un musicista di grande successo e di grandi risultati di tutti i tipi, perché le sue prime cose avevano avuto un'immensa attenzione, anche di Mahler, che lo sosteneva moltissimo, di Strauss. Si chiude, diciamo, in casa e cerca una soluzione. Questa soluzione è la dodecafonia, che è una specie di democratizzazione tra i suoni. I suoni non sono più gerarchicamente in scala nella relazione impostata dalla tonalità. Voi avrete sentito tutti un trio in Do minore, un'opera in La maggiore, eccetera. In questi casi la tonalità determina delle gerarchie tra le note. La definizione di dodecafonia è un'arte che mette insieme i 12 suoni in relazione soltanto tra loro, una relazione democratica come tra gli esseri umani che sono oggi in democrazia non più sottoposti a delle gerarchie di nessun tipo, ma sono in relazione tra loro. Ecco, io vorrei ringraziare anche Letizia Michelon che ci introdurrà agli aspetti filosofici della dodecafonia. Poi il giorno 5 ci sarà in conservatorio e siete tutti invitati, perché cercheremo di fare delle lezioni con ascolti come questa sera, aperte a tutti, perché vi assicuro che quelli che ne hanno un'idea meno chiara sono proprio gli studenti del conservatorio, per cui voi stasera ne uscirete con delle idee già più chiare, sono sicuro. Quindi il 5 c'è al pomeriggio, a partire dalle 4 ci sono un paio d'ore di lezione e ascolti. Poi il 7, sabato 7, ci sarà la prima assoluta di un melologo che ho composto, che narra la vita di Schoenberg e tra l'altro rivela un documento assolutamente quasi sconosciuto, che sarà una sorpresa per moltissimi. E poi il 10, martedì 10, ci sarà un altro incontro al pomeriggio alle 4, ma trovate tutto nel dépliant che avete, invece sui compositori italiani che sono stati influenzati dalla dodecafonia, ma si fa presto a dire, senza Schoenberg gran parte della musica del Novecento, inclusi Boulez, Stockhausen, Nono, Maderne e qualsiasi nome vi venga in mente, non sarebbe potuto essere o non avrebbe scritto la musica che ha scritto. Quindi è proprio il perno su cui si basa, l'asse portante, si basa tutto. Concludo ringraziando le nostre giovani pianiste
E io mi scuso già perché forse, siccome stiamo facendo le registrazioni della parte elettronica dell'opera del 7 dicembre, forse non potrò stare fino alla fine, ma buon ascolto a tutti e grazie ancora. Buonasera, grazie per essere venuti numerosi, grazie all'Ateneo Veneto che ci ospita, grazie soprattutto al maestro Ambrosini che è così sensibile a coinvolgere anche i conservatori, i nostri studenti, e quindi questa è soltanto un'apertura di una lunga serie di introduzioni all'ascolto che ci aiuteranno a scoprire, a riscoprire questo grande genio della musica. L'appuntamento di oggi avrà sì un tratto filosofico ma anche un tratto storico. Come vedete dal titolo, Schoenberg, Stravinsky e Adorno, e lo capiremo perché nel corso d'opera abbiamo affiancato questi tre nomi: filosofia della musica moderna. Ebbene, nell'incontro di oggi voi in realtà sentirete soltanto una opera di Schoenberg, che è l'opera 19, di cui parleremo poi in dettaglio. Ma quello a cui tenevo era di sottolineare la dimensione storica del pensiero schoenbergiano. Schoenberg non si riconsiderava un rivoluzionario, considerava che il sistema dodecafonico fosse un prodotto naturale dell'evoluzione storica del linguaggio musicale, e quindi i suoi legami con la tradizione sono fortissimi, e per legami con la tradizione intendo i legami con la musica di Bach, di Beethoven, di Brahms, naturalmente Mahler che era un suo quasi contemporaneo. E da Schoenberg poi la prospettiva storica si amplierà con un'opera di Stravinsky e con un'opera di un giovane Pierre Boulez. Ecco, ci tenevo molto a dare questa visione di uno Schoenberg radicato in un contesto di relazioni, perché nei suoi scritti Schoenberg non ci ha lasciato soltanto molta meravigliosa musica, ma anche molti articoli. Era un saggista e considerava questa sua attività di scrittore di articoli e di saggi come un aiuto per il pubblico, per avvicinare alla nuova musica, a questo cammino verso la nuova musica, come dice eloquentemente uno dei saggi di Anton Weber, uno dei suoi allievi. Ecco, questa nuova musica che però ha delle salde radici nel passato. E quindi abbiamo deciso di iniziare questo nostro incontro con uno degli autori fondamentali, che è Ludwig van Beethoven, e con le Bagatelle opera 126, di cui ascolterete soltanto la prima, la terza e la quinta, sono 6. Abbiamo scelto quelle tutte in tono maggiore, Sol maggiore la prima, Mi bemolle maggiore la seconda e ancora Sol maggiore la terza. Perché abbiamo scelto questi piccoli pezzi? Avremmo potuto scegliere una sonata, per esempio, o delle variazioni. Perché non soltanto perché sono l'ultima composizione che Beethoven ha scritto per pianoforte, ma rappresentano una sintesi di un percorso incredibile di trasformazione, di evoluzione che Beethoven ha attraversato durante la sua lunga carriera, e perché questo ciclo di 6 piccole schegge in realtà apre innanzitutto il romanticismo. Non sarebbero pensabili i politici, le microforme del romanticismo senza queste 6 bagatelle di Beethoven. Ma poi aprono alla contemporaneità, e sentirete come nella brevità folgorante di queste piccole diapositive musicali in realtà tutta la modernità, in modo particolare le notazioni di Boulez, si ispireranno e cercheranno di restituire quella stessa brevità ma intensità che Beethoven ci ha comunicato. E prima di arrivare a Boulez, naturalmente, i 6 Klavierstücke, opera 19 di Schoenberg, sono proprio la diretta continuazione e filiazione storica di queste 6 bagatelle. Vi ho inserito nel PowerPoint questo manoscritto della prima bagatella. Lo si riesce a intuire poco, però era per avere così un contatto diretto con la scrittura di Beethoven. Noi pensiamo, sì, sembrano pezzi semplici, in realtà Beethoven ci ha dedicato molto tempo, addirittura ha scambiato delle lettere con i suoi editori, perché erano dei pezzi che per lui erano importanti. Lo stesso Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno, di cui parleremo spesso durante questo nostro incontro, ha dedicato uno dei suoi articoli più belli proprio alle Bagatelle opera 126.
e diceva come queste 6 piccole opere sono come le schegge che fuoriescono dalle grandi sculture, dalle grandi opere compositive dell'ultimo Beethoven, dalla Missa Solenne, dal Missa Solemnis, dalla Nona Sinfonia, dagli ultimi quartetti, le ultime sonate, e quindi conservano di queste grandi opere sinfonico, corali o strumentali la stessa energia, però racchiusa, quasi fossero le grandi opere viste con un cannocchiale rovesciato. E quindi non fatevi suggestionare dalla semplicità quasi francescana, mozartiana di questa scrittura, una scrittura che ormai rinuncia a tutte la maestosità, la grandezza delle ultime opere, toglie tutto quello che non è più necessario e si riduce spesso a una melodia accompagnata. Ecco, questa brevità, questa essenzialità è quella che colpisce poi il nostro Schoenberg. Questa immagine viene dalla biblioteca beethoveniana di Muggia, vi invito a fare un viaggio a Muggia, vicino, è in provincia di Trieste, vicino al confine con la Slovenia, è la casa museo di cimeli beethoveniani, è il più importante museo beethoveniano privato al mondo e lo abbiamo in Italia, quindi vi invito davvero a fare un viaggio lì, troverete manoscritti, opere d'arte, saggi, dischi, tutto quello che un appassionato beethoveniano può incontrare. Ma ancora riflettiamo un momento sulla costruzione dell'opera 126. L'unità che riesce a dare Beethoven dipende da 2 fattori. Il primo è una varietà di rapporti tonali, il sol maggiore è la tonalità di riferimento, il polo di riferimento, il piano di riferimento, e poi la tensione avviene nei numeri pari attraverso una esplorazione o del sol minore, quindi una piccola deviazione di carattere modale, oppure con, se sono drammatiche, una terza maggiore sopra il si minore, o se sono invece più corali e più espansive, più liriche e quindi più distensive, con il mi bemolle maggiore. Quindi rapporti di terza maggiore superiore o inferiore che ci consentono di creare una polarità, ma uscendo dalla naturale tensione tonico dominante o sottodominante, le consuete funzioni del sistema tonale. E questo lavoro sulle terze è una caratteristica dell'ultimo stile beethoveniano ed è un tentativo di esplorare, no? Di uscire dal sistema tonale o quantomeno, se non di uscire, di verificarne delle altre possibilità. E il secondo fattore di unità nasce dal contrasto, sono quasi pensati in coppia, come i preludi di Chopin, come le notazioni di Boulez, quindi a una più serena ne succede invece un'altra più drammatica e più intensa. Ecco, io inviterei subito Costanza a eseguirci la prima, la terza e la quinta per introdurci al mondo che esploreremo oggi.
Quello che affascina Schoenberg in queste ultime opere beethoveniane è questa esplorazione della tecnica della variazione. Infatti anche queste ultime bagatelle sono scritte più o meno negli stessi anni in cui Beethoven si sta dedicando alle grandi variazioni su un tema di Diabelli. Ebbene, questo tema della variazione è ciò che unisce Schoenberg anche a Brahms. Parlavamo dell'attività di pubblicista di Schoenberg. Ebbene, uno degli articoli più importanti che gli ha scritto, elaborato all'inizio nel 1933 ma poi ripreso nel 1947, è un articolo che ha un po' cambiato la storia della musica e la visione che di Brahms si aveva fino a quel momento. Il titolo è Brahms il progressivo. Brahms veniva considerato il regressivo o il reazionario in confronto al progressivo Wagner. Ebbene, Schoenberg, che cerca le radici fondative della propria evoluzione e rivoluzione stilistica, vede invece in Brahms un anticipatore, un innovatore. E in questo articolo addirittura lo considera, lo definisce uno dei più grandi compositori del tempo. Cosa intende per progresso? Questo è il punto, Schoenberg. Sviluppare un'organizzazione, quindi una forma, che renda intellegibile la rappresentazione del pensiero musicale attraverso un linguaggio conciso e diretto. E in questo articolo, con numerosi esempi, sottolinea alcuni punti di forza dell'innovazione brahmsiana. Innanzitutto l'audacità delle armonie. È un esploratore, si parla di Wagner come dell'autore che ha allargato a tal punto la maglia delle armonie tanto da disintegrare, dissolvere il sistema tonale, ma dice Schoenberg, Brahms non è da meno, è più sottile, è più velato la sua esplorazione, ma esiste ed è audacissima. Il secondo aspetto è la asimmetria fraseologica, e anche questo viene a trasformare quella che è una delle caratteristiche proprio della struttura compositiva dello stile classico, la simmetria delle frasi, la proporzione delle frasi, il senso dell'architettura. E questo fin già dalle prime opere, quindi non serve aspettare le ultime opere di cui ascolteremo oggi un paio di esempi. Il terzo aspetto è l'elaborazione tematica, anzi Schoenberg inventa un termine, conia proprio un termine, che è variazione in sviluppo. Ebbene, è un modo sintetico, un'espressione sintetica per unire quella che è la caratteristica dello stile classico, cioè il sapere trasformare da una piccola cellula, sapere trarre attraverso lo sviluppo tutte le possibili conseguenze anche da una cellula piccolissima. Pensate cosa fa Beethoven con l'opera 106, da un intervallo di terza riesce a costruire una sonata che dura 50 minuti, no? Quindi l'estrema economia da un materiale anche minimale, sapere trarre, sapere far fiorire molto altro materiale adesso connesso, una sorta di archetipo originario da cui deriva tutto il materiale successivo, ma quindi uno sviluppo in variazione o variazione in sviluppo, unire questa tecnica attraverso appunto la variazione progressiva di questo elemento primario. Ed è per tutti coloro che amano la musica di Brahms è una gioia scoprire queste reti segrete, anche queste non esibite, ma ci sono dei legami sotterranei, queste voci interne che in realtà lavorano per esempio sulle imitazioni, sull'inversione, sull'allargamento, l'aumentazione, la diminuzione delle cellule originari. E poi le soluzioni ritmiche, molto spesso il fraseggio di Brahms, ci siamo spesso trovate anche con le nostre musiciste a riflettere su qual era davvero il metro che Brahms aveva in mente, perché spesso certe sue frasi iniziano in levare, però hanno il metro che porterebbe nel battere ad avere un appoggio, e invece l'appoggio è in levare. Ecco, queste soluzioni ritmiche che vengono quindi a dissestare anch'esse insieme all'armonia, insieme al fraseggio, l'equilibrio della frase, ebbene sono dei sistemi molto sottili, ma non meno rivoluzionari di quelli utilizzati da Wagner. Ecco, cosa riesce ad ottenere, secondo Schoenberg, Brahms? Che attraverso un calcolo strutturale riesce ad ottenere l'espressione delle emozioni più profonde e più sottili.
Eccoci, questo è, se lo volete fissare, il Brahms Progressive, questo articolo importante di Schoenberg. Ma il nostro Adorno, per gli appassionati di musicologia, Adorno è considerato da alcuni il più importante filosofo della musica del XX secolo. Ebbene, nel 1934 Adorno, quindi un anno dopo che Schoenberg aveva già comunque scritto quell'articolo rivoluzionario, poi rielaborato nel 1947, Adorno prende spunto da Schoenberg e scrive questo Brahms Aktuell. Ebbene, egli non solo riprende l'idea di Schoenberg, ma la sviluppa e esalta ancor più il carattere innovativo, il tratto innovativo della scrittura brahmsiana. Se noi guardiamo i contemporanei, dice Adorno, non esisterebbe Reger senza Brahms, non esisterebbe il giovane Schoenberg e possiamo aggiungere anche gli allievi della sua scuola, cioè Berg e Webern, e non esisterebbe la produzione cameristica di Hindemith. Il suo pensiero sta alla base della tecnica dodecafonica, ecco lo Schoenberg che cerca le sue radici, e seriale, le sue dinamiche cangianti, il suo uso della tecnica imitativa si fondono tra loro e ci consentono di avere una percezione ammorbidita di quello che sarebbe la rigidità dello stile imitativo. E poi ancora l'arte della variazione continua. Dirà Adorno in un altro articolo, questa volta tardo, del 1962, che se in Beethoven vi era una strana e quasi impossibile sulla carta coesistenza tra la scrittura in sviluppo e la struttura per blocchi, soprattutto nelle opere sinfoniche, ecco, Brahms lascerà da parte la scrittura per blocchi ed esalterà invece la scrittura in senso orizzontale, ovvero la tecnica della variazione. E poi che cosa dobbiamo ancora imparare da Brahms? Riuscire a creare delle forme complesse di ampie dimensioni, perché come sentirete anche l'opera 19 di Schoenberg è estremamente innovativa, non è ancora né seriale né dodecafonica, però è fatta di piccolissime schegge. All'inizio le prime opere della seconda scuola di Vienna, quella di Schoenberg, Berg e Webern, lavorano veramente su piccole forme, no? Piccolissime forme, e poco per volta conquistano le forme più ampie. Ebbene, dice Adorno, impariamo da Brahms come è riuscito a costruire un'architettura importante come quella, ad esempio, della Quarta Sinfonia. E quando si riscoprirà l'importanza e la capacità innovativa di Brahms, la musica moderna ne avrà un grande beneficio, esattamente come la letteratura quando verrà a riscoprire le opere di Hölderlin. Ma avviciniamoci un pochino invece al linguaggio di Brahms e a quella di una sua preziosa interlocutrice che è la Clara Schumann. Ho voluto riportarvi questo commento. Clara e Robert Schumann sono stati i due interlocutori più importanti che Brahms ha avuto durante la sua vita, soprattutto Clara perché poi Schumann è morto nel 1856. E quando Brahms ritorna nella sua tarda produzione al pianoforte, perché dedica al pianoforte le sonate giovanili, e poi intorno al 1892 ritorna al pianoforte dopo aver esplorato altri generi strumentali. Ebbene, si rende conto che lui sta intraprendendo una nuova strada e in Brahms c'è sempre questo conflitto tra il ritenersi il prosecutore della tradizione della storia e invece cercare di aprire delle nuove prospettive. E aveva bisogno in qualche modo del conforto di Clara, quindi man mano che scriveva questi suoi piccoli pezzi li spediva a Clara Schumann, che era anche un'illustrissima pianista, la più importante pianista del XIX secolo. Ebbene, questo è il commento confortante di Clara: grazie a questi brani ho sentito ancora una volta la mia anima attraversata dalla vita della musica.
Posso suonare ancora con sincero abbandono e ho ripreso la musica pianistica di Robert, cioè di Robert Schumann, con più entusiasmo. Per quanto riguarda la tecnica digitale, i pezzi di Brahms non sono difficili, tranne che per alcuni passaggi. Tuttavia, la loro tecnica intellettuale richiede una comprensione profonda e bisogna avere familiarità con Brahms per poterli suonare come lui li ha concepiti. E sicuramente lei era un interprete ideale non solo della musica di Schumann, ma anche della musica di Brahms. Ebbene, riproponiamo il titolo di Schoenberg, ma questa volta con un punto interrogativo. Possiamo oggi considerare Brahms davvero un progressivo? Se noi all'interno del concetto di progresso sottolineiamo non solo il tratto innovativo che abbiamo visto essere presente, ma anche la regolarità nel procedere, sicuramente Brahms è un progressivo, è un innovatore progressivo. Osa il passo avanti, ma senza dimenticare le radici della storia. E in questo senso Schoenberg si sente molto affine a lui, perché anche Schoenberg si radica nella storia per aprire delle nuove strade. I pezzi che ascolterete sono tratti dall'opera 116, le ultime opere dall'opera 116-119 sono alcune collane che vengono in realtà composte contemporaneamente, poi Brahms raggruppa questa ventina di pezzi. Ebbene, l'opera 116 viene definita con il termine fantasie per pianoforte. In quel periodo Brahms sta rivedendo l'opera 16 di Schumann, la Kreisleriana, una delle raccolte più importanti. E i Kreisleriani sono proprio delle fantasie per pianoforte, questo è il sottotitolo che Schumann dà. E l'idea della fantasia è collegata, come ci spiega Elisabetta Faba, oltre la parola Il fantastico nel Lied, un recentissimo saggio del 2020. L'idea del fantastico sia in Schumann sia poi nel giovane Brahms, che è un lettore appassionatissimo di Hoffmann, si ricollega appunto al fantastisch hoffmanniano. In letteratura questo consiste in una deviazione dalla logica e quindi attraverso il mescolamento degli opposti, sogno incubo, grazia orrore, si arriva a una struttura narrativa che è instabile e rompe la logica narrativa. Nel caso della musica, ed è questo quello che accade nella musica di Brahms, sentirete delle frammentazioni ripetute, delle contraddizioni espressive che in qualche modo restituiscono una sorta di sdoppiamento della personalità. In alcuni momenti abbiamo l'intuizione di un abisso, di una follia, come un'ombra che sta opprimendo. E quali sono gli strumenti che sia Hoffmann, sia Schumann, ma soprattutto Brahms utilizzano in queste opere per dare forma musicalmente al fantastisch? Il rievocare dimensioni come quelle del sonno e del sogno, il rievocare il ricordo e la capacità trasformativa del ricordo. Ricordate cosa Jean Paul ci dice della memoria, la sua capacità di trasformare il ricordo. E poi questa costeggiare la soglia del silenzio. Ci sono alcune pause coronate in Brahms che aprono veramente degli abissi, e questa idea del silenzio avrà una forte eco in tutta la musica del XX secolo. Non pensiamo solo a Cage, ma anche i silenzi che interpuntano l'opera 19 di Schoenberg, Luigi Nono quando parla del suono che esce dal silenzio e torna nel silenzio. E quindi viene ad anticipare dei temi ancora una volta che ritroviamo nella contemporaneità. Io chiamerei in sala Elida per suonarci il primo e il sesto dell'opera 116.
E siamo arrivati finalmente a Schoenberg, che è al cuore del nostro intervento di oggi. La evoluzione schoenbergiana va per brevi passi, piccoli passi, e Schoenberg sperimenta soprattutto al pianoforte, innanzitutto con l'opera 11, sono 3 pezzi che erano spesso anche nel repertorio di Maurizio Pollini, petrosi, con una scrittura intensa e quasi scolpita nella roccia. E invece nel 1911 vengono alla luce questi Sechs kleine Klavierstücke, opera 19, e naturalmente l'ispirazione, come dicevamo, è riferita alle 6 bagatelle opera 126. Io vi consiglio di ascoltare questi pezzi immaginandoli quasi scritti per orchestra da camera, perché Schoenberg stava scrivendo in quel periodo anche un brano per orchestra da camera, quindi immaginate i diversi strumenti proprio come parti reali, come dei solisti di un ideale ensemble. Anche in questo caso c'è un'alternanza di caratteri e soprattutto Schoenberg lavora sulla contrapposizione tra un elemento quasi meccanico, lo sentirete emergere soprattutto nel numero 2 con questa ripetizione quasi di un oggetto meccanico quasi indifferente, no? È quasi una proiezione di quella che è la costrizione che la collettività esercita sull'individualità del singolo, e poi certi elementi invece estremamente struggenti, alle volte disperati, che invece ci restituiscono l'afflizione del soggetto che viene schiacciato ed emarginato. Ecco, notiamo a margine che il tentativo di rivoluzione schoenbergiano di Schoenberg e della sua scuola, dei suoi 2 importanti allievi, Anton Webern e Alban Berg, quando veniva presentato al pubblico spesso era accolto da sonori fiaschi e fischi. Però loro continuavano nella loro strada, avevano creato un piccolo circolo a Vienna dove facevano eseguire le loro opere, le opere di autori in cui loro credevano, e studiavano tantissimo prima di proporlo al pubblico, proprio per educare il pubblico ad ascoltare questa musica nuova, e cercavano di tutto, scrivevano, la introducevano, proprio perché per Schoenberg l'elemento più importante era la comprensibilità. Ebbene, l'opera 19 precede l'elaborazione del sistema dodecafonico, di cui parleremo fra poco, ed è un passo importante però, perché ci fa passare appunto dalla esplorazione dell'allargamento della tonalità a invece questa fase atonale in cui non abbiamo più centri tonali di riferimento, e questa sarà la fase cruciale per poter approdare poi a un nuovo non sistema ma metodo dodecafonico. Io invito la nostra Stella Gollini a suonarci queste 6 piccole schegge.
È lo stesso Schoenberg che ci guida nella comprensione di questo suo metodo di composizioni con 12 note, questo è il termine esatto che egli utilizza. E in Stile e Idea, che è questa raccolta di saggi e articoli schoenbergiani, abbiamo ben 3 articoli, uno del 1923, uno del 1941 e il terzo del 1948, se non ricordo male. Ebbene, questi 3 articoli, che ritornano ancora su questo concetto della composizione con 12 note, ci offrono alcuni concetti fondamentali, dettagli fondamentali. Allora, in quello del 1923 Schoenberg mette il fuoco su 2 leggi fondamentali che governano la composizione con 12 note. Innanzitutto che la dimensione verticale armonica e quella orizzontale melodica nella musica con 12 note composte con questa tecnica dodecafonica si equivalgono, e lo scopo principale che si poneva Schoenberg era quello di ottenere la comprensibilità. E sembra strano questo, perché ancora oggi la musica di Schoenberg è di difficile comprensibilità, però è lo stesso autore che ci racconta come quando spiegava le proprie opere, anche quelle più complesse, per esempio ai cantanti che le dovevano eseguire, nel momento in cui lui spiegava come articolava le diverse serie, non solo la memorizzazione era molto più semplice, ma anche era molto più convinta e molto più espressiva poi la resa interpretativa. E la seconda legge fondamentale, uso le sue parole, consiste in questo: l'aggregato generato dalla composizione con 12 note si sviluppa grazie al rapporto reciproco tra le 12 note sulla base di una particolare successione seriale che costituisce il motivo prescritto dall'idea, ovvero dal pensiero. Dunque questa connessione tra il comporre e il pensare, che la musica conservi dentro di sé un pensiero, anche questo è un concetto che la contemporaneità farà proprio. Ebbene, il concetto di relazione e di rapporto tra le note, senza che esista una nota che ha più valore, più polo attrattivo rispetto alle altre, in qualche modo cercare di portarle tutte allo stesso livello, un metodo democratico, come giustamente il maestro Ambrosini ci ricordava poco fa. Il secondo articolo, quello che nasce a seguito di una conferenza che Schoenberg, dopo essere espatriato a causa delle leggi razziali a Los Angeles, in una conferenza all'Università della California ci suggerisce, è fondato su 2 punti importanti. La prima premessa è che ogni compositore è un creatore, e come Dio, che è il creatore supremo, anche il compositore deve essere un innovatore. Qual è la differenza tra Dio e purtroppo un semplice compositore? Che mentre per Dio al pensiero segue subito il fatto, e luce fu, e in quel momento la luce appare, nel caso del compositore serve tutto un ampio, faticoso lavoro per raggiungere la composizione nella sua forma definitiva. E poi la seconda premessa importante: il valore artistico di un'opera richiede la comprensibilità, ovvero quella soddisfazione intellettuale ed emozionale. Tutto è collegato. Se io capisco meglio la musica, riesco anche a goderne dal punto di vista emozionale, e le 2 cose non sono sconnesse tra loro. Più capisco, più riesco ad emozionarmi, cioè è la mia intera umanità che viene coinvolta, non soltanto il mio intelletto, ma anche il mio corpo, la mia sensibilità. E poi questo secondo articolo del 1941 è fondamentale, perché Schoenberg proprio mette in rilievo quello che abbiamo detto all'inizio del nostro incontro, cioè la necessità storica del metodo di composizione con 12 note. Dopo aver esplorato la musica occidentale, il cromatismo con Wagner e Debussy, dopo essersi emancipata dalla dissonanza, dopo essersi familiarizzata con la dissonanza, ebbene intorno al 1908 la nostra scuola, dice Schoenberg, ha cominciato a regolare, a sentire la necessità di regolare la comparsa delle dissonanze e ad inventare un nuovo metodo che
faticosamente, dopo 10 anni di prove ed errori, finalmente emerge. Quindi dal 1915 al 1925, questi 10 anni lo dice chiaramente Schoenberg, non tutto è riuscito. Abbiamo provato, abbiamo sbagliato, abbiamo riprovato. E alla fine la prima opera dodecafonica è proprio... scusate, interamente dodecafonica, è l'opera 25, ancora una volta un pezzo per pianoforte. Ma vediamo in cosa consiste, almeno così molto semplicemente, la base del sistema dodecafonico. Schoenberg parla di serie. La serie è semplicemente una successione di intervalli, di 12 note che fra loro creano degli intervalli. Abbiamo, come vedete, la serie originale, una successione, e creare bene la serie, dice Schoenberg, è la base per costruire un'opera in tutta la sua architettura, è come se fosse l'archetipo, il modello originario da cui tutto deriva e cui tutto fa riferimento. Ecco, questa stessa serie originale la si può leggere dalla 12ª nota, cioè dal sol che chiude la prima riga, in senso inverso, in modo retrogrado. E poi c'è invece quella che è proprio la inversione, cioè se io ho un intervallo di terza maggiore, per esempio tra il Re e il Sol bemolle, io lo inverto, anziché una terza maggiore sopra, lo inverto, è sempre una terza maggiore, ma in senso discendente. E poi la retrograda inversa, che combina questi due elementi, cioè io leggo la serie inversa, cioè quella, la terzultima, dall'ultima nota alla prima. Quindi se io chiudo la serie inversa con un La, riparto dal La e la rileggo proprio rispettando la successione intervallare da destra a sinistra. Ora, a questa già ampia possibilità, no? Per cui dalla stessa serie vengono fuori in realtà delle serie di note completamente diverse tra loro e non riconoscibili, però connesse con la serie originaria, c'è la possibilità di trasporla nei 12 gradi della tonalità, anziché partire dal Re, per esempio parto da un Mi bemolle o da un Do, e già questo, pur rispettando le successioni intervallari, già questo crea una grande varietà. Posso decidere, anziché di fare una successione orizzontale, di prendere per esempio alcuni gruppi di questa serie, quindi prendo le prime 4 note, 4, 8, 12, quindi 3 gruppi di 4, e pur rispettando l'ordine, questa era una cosa a cui Schoenberg teneva, ma con una certa elasticità, io posso creare anche una successione armonica, quindi non soltanto una successione melodica. Non solo, se noi guardiamo le prime opere dodecafoniche di Schoenberg, è vero che ripetere una stessa nota poteva creare una sorta di polo attrattivo gravitazionale intorno a quella nota, quindi uno squilibrio rispetto alle altre, però Schoenberg usa anche delle ripetizioni, magari a scopo timbrico, no? O per creare una sorta di piano d'appoggio su cui ergere le altre note in successione. Bene, una piccola precisazione terminologica, ma i prossimi incontri poi vi aiuteranno a entrare ancora più nel dettaglio della costruzione del metodo schoenbergiano. La serie non è detto che debba essere, la serie di note, cioè la successione di note, non è detto che debba essere di 12 suoni. Per esempio, prima di arrivare alla suite opera 25, nella suite opera 23, nei brani opera 23, sempre per pianoforte, Schoenberg utilizza una serie di 4 note. Bastano 4 note, quindi non è necessario essere all'interno del sistema dodecafonico. Anche con 4 note rivoltate secondo il metodo che abbiamo visto poco fa e trasposte è possibile creare un pezzo non di amplissime dimensioni, però un pezzo che ha una sua varietà e una sua coesione interna. Quindi non confondiamo il termine di serialismo con dodecafonia. Una serie può essere di 4, di 5, di 11 note, non è necessario che sia di 12. Quando invece Schoenberg parla di dodecafonia, parla proprio di una successione di 12 suoni. E poi quali sono gli sviluppi ulteriori del metodo teorizzato da Schoenberg? Già Webern si avvicina a questo rigore nel seguire le regole date dal maestro, e infatti
i compositori del secondo Novecento, a cavallo tra la prima e la seconda parte del Novecento, si riferiranno non tanto a Schoenberg, c'è un articolo famoso di Pierre Boulez, Schoenberg è morto, ma ad Anton Weber, cioè chi aveva lavorato in modo proprio rigorosissimo, attenendosi alle regole del maestro. E cosa fanno invece i compositori per fare un passo successivo? Applicheranno l'organizzazione seriale non soltanto alle altezze delle note, ma alla loro durata, alla loro dinamica e al timbro. Ecco allora che la costruzione dell'opera diventa sempre più rigida, sempre più quasi costruita al tavolino che in qualche modo pensata o improvvisata. E ci avviciniamo a quello che è il penultimo brano in programma per oggi, sono le 12 notations di Pierre Boulez. Pierre Boulez, noi ascolteremo le prime 6 e sentirete il legame sottile che c'è con Beethoven, l'opera 126, con l'opera 19 di Schoenberg che abbiamo appena ascoltato, e queste piccole 12 sono dei piccoli quadri, sono delle variazioni su una serie, su cui viene operata quella che viene chiamata una permutazione circolare, quindi 12 pezzi di 12 note con una serie di 12 note e di 12 battute, quindi una sorta di glorificazione del numero 12. Ora, quello che è curioso, questo pezzo bellissimo, che però Boulez darà alle stampe soltanto nel 1985, cioè esattamente 40 anni dopo dalla sua creazione, è un giovane Boulez, vedete, un ventenne, allievo di Oliver Messiaen. Questo pezzo bellissimo che però viene disconosciuto da Boulez proprio perché manca quella radicalità nel seguire la serialità integrale che Boulez invece in quegli anni si stava imponendo, e quindi lo disconosce, però lo utilizza ampiamente in molti altri brani che scriverà per orchestra, più rigorosi, più integrali, però alcuni frammenti di questa notation ritornano nella sua carriera compositiva. Prego Emma.
Bene, 4 anni più tardi esce alle stampe uno dei testi più importanti della musicologia del XX secolo, Filosofia della musica moderna, di Theodor Wiesengrund Adorno. Adorno decide di riflettere sulla musica del XX secolo non esaminando tutti gli autori più importanti, ma soltanto Schoenberg e Stravinsky, perché li considera i due caposcuola, Schoenberg il progressivo e invece Stravinsky il regressivo, in qualche modo riproponendo, no, la contrapposizione tra Wagner il progressivo e invece Brahms il regressivo. E diceva qualsiasi altro indirizzo della storia della musica, della produzione musicale del Novecento, in qualche modo può essere ricondotto a questi due importanti autori. Qual è la prospettiva sociologica, ovviamente, adorniana? Adorno è convinto che il processo di industrializzazione abbia coinvolto qualsiasi aspetto della vita sociale e quindi anche la produzione artistica. E nella produzione artistica del Novecento emerge questo sacrificio del soggetto da parte della collettività e prende forma anche nelle composizioni musicali. L'arte è alienata da Entäußern, questo termine che usa Adorno, termine che si usa quando vogliamo indicare il trasferimento ad altri dei propri beni. In qualche modo la nostra identità, la nostra soggettività viene alienata, trasferita ad altri, ne perdiamo la proprietà. E la musica che rifiuta di venire soffocata da questa pressione dell'oggettività della società viene isolata, esattamente come accadeva poi alla musica di Schoenberg e agli allievi della sua scuola. Stranamente all'inizio sia la musica di Schoenberg che quella di Stravinsky viene rifiutata dal pubblico. È famoso lo scandalo procurato dal Pierrot Lunaire di Schoenberg nel 1912 e dalla Sagra della primavera di Stravinsky nel 1913, 2 fiaschi colossali che creano delle proteste da parte del pubblico inorridito di fronte a questa nuova musica. Però cosa accade? Che col tempo invece, mentre la musica di Schoenberg viene contestata ancora, invece Stravinsky diventa il grande punto di riferimento. La musica di Stravinsky, grazie anche alla sua collaborazione con Diaghilev e i balletti russi, viene eseguita in tutto il mondo e anche certo con scandalo, ma sempre anche con grandissimo successo. Secondo Adorno, Schoenberg esplora la solitudine del soggetto, perché all'interno della soggettività c'è l'unico luogo in qualche modo incontaminato che consente di contrapporsi all'alienazione. Invece Stravinsky segue un'altra strada, sempre secondo l'interpretazione di Adorno. La musica di Stravinsky personifica l'alienazione, è un modo, lo capirà l'Adorno più maturo, per criticare il processo di alienazione, non perché Stravinsky fosse d'accordo con questo processo di alienazione, ma secondo lui il modo migliore per renderlo palese e per criticarlo era proprio personificarlo, portarlo oggettivamente alla conoscenza del pubblico. Ora, la prospettiva che sorge da questo testo, che si compone di 3 importanti parti, un'introduzione, un articolo su Schoenberg, che è il primo, intorno agli anni 40, a essere scritto da Adorno, a cui si affianca dopo la Seconda Guerra Mondiale l'articolo dedicato a Stravinsky. Ebbene, la prospettiva adorniana non è molto confortante, non vi è nessuna via di speranza secondo il realismo critico e sociologico di Adorno. Certo, Schoenberg è l'innovatore, ma non è parco di critiche anche nei confronti di Schoenberg. Schoenberg è un progressivo, ma non è un rivoluzionario secondo Adorno.
E il pericolo insito nel sistema dodecafonico, a cui non sfugge, secondo Adorno, anche lo stesso Schoenberg, è quello di feticizzare la tecnica, questo metodo che doveva essere nelle intenzioni un nuovo metodo costruttivo, ma non costrittivo. Nelle ultime opere, invece, secondo Adorno, Schoenberg irrigidisce questo sistema, e soprattutto i suoi allievi, soprattutto Weber, ma anche lo stesso Berg, che pure era adorato da Adorno, che era stato allievo di Berg, anche i suoi allievi in qualche modo denunciano con la propria opera questo fallimento della dialettica tra momento espressivo e costruzione, cioè un sistema, un metodo che era nato per dare ordine, ma per rendere più flessibile la costruzione della musica nuova, a un certo punto comincia a diventare così rigido come il metodo compositivo che precedeva la seconda scuola di Vienna. E la critica diventa ovviamente più forte nel momento in cui l'Adorno, ormai maturo, celebrità internazionale che frequenta e tiene lezioni ai corsi di Darmstadt, si oppone a quella che è la fascia più emergente e rivoluzionaria dei compositori, Stockhausen, Boulez, la critica importante che egli fa alla serialità integrale, cioè l'estensione del metodo seriale a tutte le componenti, abbiamo detto appunto al timbro, al ritmo, all'altezza delle note. La critica ovviamente è molto più pesante nei confronti dello stesso Stravinsky. Stravinsky è un regressivo, secondo questa visione del 1949, dona voce alla schizofrenia e alla dissociazione dell'uomo moderno, e soprattutto, questa è la critica più importante, quella decisiva, in Stravinsky si passa da un tempo durata, cioè da un tempo musicale che segue nel tempo l'evoluzione anche del nostro anche sentire della musica, a un tempo spazio, cioè a un tempo che si congela e in qualche modo viene a contraddire il linguaggio musicale che per sua natura, dice Adorno, è nato per progredire, per evolversi nel tempo. E come ottiene questo effetto di congelare il tempo nello spazio? Lo spiega molto bene Adorno in un articolo che non è una revisione delle sue idee, fondamentalmente un approfondimento, quello che lui dice è una sorta di autocritica, un approfondimento di autocritica. Nel 1962 Stravinsky, un'immagine dialettica, riprende questa idea di immagine dialettica da Walter Benjamin, grande amico e fonte di ispirazione per Adorno. La musica di Stravinsky è soffocata, non procede ed evoca solo l'apparenza del procedere. E se è vero che la musica di Webern confina col silenzio e arriva ad annullarsi, dice, la musica di Stravinsky confina con il sordomutismo. E non soltanto esprime la violenza della collettività nei confronti del soggetto, ma la stessa violenza diventa strumento compositivo, mezzo compositivo, tecnica compositiva. Nonostante questo, a Stravinsky viene riconosciuta la sua straordinaria capacità di strumentatore, orchestratore, e in questo articolo tardo si riconosce a Stravinsky anche la capacità di poter, se lo avesse voluto, creare quell'unica musica che era possibile in epoca moderna, contemporanea, cioè una musica fatta di macerie in grado di denunciare il soggetto sofferente, una musica che dona voce alla verità negativa. E questo è una presa di posizione estremamente importante, perché noi sappiamo che lo stesso Schoenberg si arrabbiò moltissimo quando venne pubblicata la filosofia della musica moderna, perché lui stimava molto Stravinsky, come d'altra parte Stravinsky stimava moltissimo Schoenberg, e considerava la presa di posizione di Adorno nei confronti di Stravinsky altamente lesiva, non solo per la personalità di Stravinsky, per il suo valore di compositore, ma di conseguenza anche per lo stesso Schoenberg. In qualche modo non veniva ad aiutare, come era forse nelle intenzioni di Adorno, la causa della seconda scuola di Vienna. E veniamo all'ultimo pezzo in programma, nel 1911, e siamo lo stesso anno in cui Schoenberg scrive il Klavierstücke opera 19, va in scena, dopo clamorosi successi dei balletti precedenti, Petrushka.
che viene poi trascritto una decina d'anni più tardi per pianoforte. Petrushka, chi è Petrushka? È in qualche modo il Pierrot, ma un personaggio in realtà della tradizione popolare russa. Secondo questa versione, diciamo, che utilizza Stravinsky, Petrushka è una sorta di burattino che riceve vita insieme alla ballerina e al moro da un ciarlatano che è in qualche modo il burattinaio. Ebbene, questo ciarlatano inserisce nei suoi personaggi la vitalità e quindi inserisce anche tutti i sentimenti che sono legati alla vitalità, tra cui l'amore. E Petrushka si innamora della ballerina, si innamora perdutamente. Nel corso del balletto viene imprigionato, infatti noi sentiremo il secondo quadro di Petrushka imprigionato in una sorta di gabbia che lo costringe, è in qualche modo un simboleggiare la costrizione del soggetto dentro le maglie della società. E poi alla fine verrà ucciso dal terzo burattino, cioè il moro, e quindi è una storia tragica in definitiva. Ebbene, quando Stravinsky compone Petrushka, in realtà non parte con questa idea programmatica, questo è estremamente interessante nel suo modo di comporre. A un certo punto, mentre sta lavorando con questo materiale che doveva essere inizialmente un concerto per pianoforte e orchestra, a un certo punto gli arriva questa immagine. Sentiamo cosa dice nelle cronache della mia vita. Componendo questa musica avevo nettamente la visione di un burattino scatenato che con le sue diaboliche cascate di arpeggi esaspera la pazienza dell'orchestra, la quale a sua volta gli replica con minacciose fanfare. Ne segue una terribile zuffa che, giunta al suo parossismo, si conclude con l'accasciarsi doloroso e lamentevole del povero burattino. Poi trovò il personaggio che si adattava perfettamente con questo soggetto. Ecco, un giorno ebbe un sussulto di gioia. Petrushka, l'eterno infelice eroe di tutte le fiere e di tutti i paesi. Era questo che volevo, avevo trovato il mio titolo. Quindi la musica di Stravinsky non è assolutamente una musica a programma, è una musica a cui si può, volendo, associare un programma, ma che ha una fitta rete di relazioni interne che la rendono assolutamente autonoma da qualsiasi altra descrizione che possa essere giustapposta. Invito Yun Zhang a suonarci il secondo quadro di Petrushka.
Ecco allora che le emozioni imprigionate nel corpo di questa marionetta, che si esprimono attraverso un linguaggio paratattico che lavora sulle ripetizioni, la coazione ripetere, dice Adorno, e questi continui cambiamenti di metro, che sono un po' una delle caratteristiche del linguaggio stravinskiano, uniti alla tecnica del collage. Collage in cui ritroviamo canzonette, marce, polche, valzer, temi de cabaret, temi bandistici, in una sorta di caleidoscopio sonoro. Bene, ci avviamo alla conclusione di questo nostro incontro. Vi consiglio di leggere questo testo, è molto divulgativo ma interessante. Schoenberg, perché ne abbiamo bisogno, di Harvey Sachs, proprio di quest'anno. Harvey Sachs è un giornalista, musicologo, scrive per il New York Times, quindi è un personaggio che frequenta il mondo concertistico e sottolinea come nelle programmazioni concertistiche la musica di Schoenberg ancora sia poco presente, e questo non soltanto negli Stati Uniti ma un po' in tutto il mondo. Alla fine di questo suo volume giunge a questa conclusione: forse si è chiuso un ciclo della storia della musica occidentale, quel ciclo cioè in cui la musica contemporanea veniva magari contestata, comunque prodotta ed eseguita, riflettuta, ascoltata. Ecco, il pubblico si sta un po' distaccando da questa buona abitudine di conoscere e ascoltare. Allora suggerirei, occorrerebbe avere il coraggio di sovvertire le logiche del mercato musicale, restituendo al fare e all'ascoltare la musica quell'importanza non soltanto estetica ma anche etica e gnoseologica di conoscenza che già Platone attribuiva e riconosceva alla musica. Un rinnovamento in questo Schoenberg ne abbiamo bisogno, un rinnovamento rispettoso della storia e quindi ancorato alla tradizione, alla memoria, è necessario storicamente avere il coraggio di aprire delle nuove strade e di accettare le conseguenze di questa avventura senza dimenticare ciò che ci ha preceduto e soprattutto quello che deve arrivare. Grazie mille. Chiamerei tutte le ragazze in sala per prendere i meritati applausi. Grazie a tutte loro che mi hanno aiutato questa sera. Grazie ancora, e quindi venite ad ascoltare in conservatorio le prossime conferenze e gli incontri di musica e filosofia che avremo già il 4 dicembre qui in Ateneo. Grazie ancora.